Eder, Mech, Pallister. Quando io ho fatto la segnalazione, ho riferito appunto che c'erano questi cellulari, mi sembrava un po' strano. Le scende sarà andata a portare l'umido e la spazzatura perché aveva solo le chiavi di casa. Sì, le chiavi di casa, le aveva. Di conseguenza è uscita con quella di portare dopo, o è successo qualcosa. E a un certo punto, quando quel giorno è uscita di casa che doveva incontrarsi con questa persona, è uscita di casa molto probabilmente sconvolta. Da quest'estate, parlo del 2021, era tutto bello, perfetto, anche quando siamo tornati, abbiamo fatto i nostri viaggi, le nostre cose e così. E Liliana era tranquilla, normale, non avevamo nessun problema. Diciamo che è cominciato qualche problema, ho visto in Liliana, la vedevo affaticata, parliamo mese di fine ottobre, fine ottobre, così. E avevo deciso poi di fare percorsi meno impegnativi, perché anche a lei piaceva andare nei boschi, in terreni anche un po' così accidentati, comunque avevamo le bici preparate, tutto per questo. E quello che piaceva a lei era la carne, poi ci si fermava in qualche albergo, si dormiva, si andava a cena la sera, poi si andava a dormire, si riposava, la colazione la mattina, tutto bello e buono insomma, no? Anche come carattere, come era lei sempre, insomma, no? Col suo carattere, con la sua personalità. E, diciamo, col mese di novembre eravamo tutti felici e abbiamo fatto una bellissima festa. E diciamo, coi primi di dicembre io l'ho vista un po' più chiusa, un po' più... Dovevo parlare con lei, dovevo così a fatica farla parlare, fare dire qualcosa. Non riuscivo a capire quale fosse il problema. Io mi ricordo quella cena dell'8 dicembre che abbiamo fatto nella tavernetta di Pino e Laura, e lei io l'ho vista giù molto tesa, molto arrabbiata. E poi andando agli ultimi periodi era tesa, era così comunque anche quei 3 giorni prima che eravamo a quella presentazione di quel libro di Walter sul baseball. Lei era sì, siamo stati insieme, abbiamo fatto i video, abbiamo fatto le riprese, siamo stati a pranzo con Walter e Marina, anzi è un ottimo, bellissimo pranzo, anche Marina mi ha detto, ho visto Liliana un po' giù. Il giorno dopo siamo andati a fare un giro in bicicletta a Grado, era una bellissima giornata, non era tanto fredda, e Liliana mi fa... sai che oggi si potrebbe andare a pedalare a Grado? E siamo andati a pedalare a Grado. Lunedì mattina io avevo da sistemare qualcosa in studio e poi verso non so che ora, alle 11, mezzogiorno, siamo andati in Slovenia in questo nostro centro benessere che frequentavamo. E poi la sera siamo andati da Christian per la cena lì di questi nostri amici che dovevano andare in Romania, una bellissima cena, una bella compagnia con Adriano e Enzo, abbiamo chiacchierato e tutto. Liliana era veramente a pezzi. Dopo tanto tempo ho capito perché Liliana era così, perché il giorno dopo doveva incontrarsi con Claudio Sterpino. E lei era fuori di testa, proprio fuori, anche a casa, siamo tornati a casa, non ha parlato, si è spogliata, è andata a letto, si è girata dall'altra parte e lì è rimasta. Io mi sono messo lì, ho ripensato cosa diavolo può essere successo. E la mattina lei ha fatto la lavatrice, ha messo a asciugare, ha preparato la colazione, mi sono alzato, siamo stati insieme, sono andato via, l'ho salutata e lei mi ha salutato dalla finestra. Ecco l'ultima volta che l'ho vista, capisci? Questo Claudio Sterpino, cosa ha fatto a Liliana? Cosa ha fatto Liliana? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.